Da questo modellino in gesso l'ho trasformato a grandezza naturale. Questa è la rappresentazione anatomica di Papa Giovanni XXIII. È stato collocato questo, è stato già collocato sotto il monte, nella casa natale, proprio nel cortile dove lui ha vissuto da piccolo. Però Carlo Bagliana non è solo lo scultore di soggetti religiosi, ma anche di soggetti civili. Qua ne vedo diversi. Per esempio, questo soggetto qua. Questa è una scultura che rappresenta l'uomo contro vento, l'uomo che passa in bicicletta di casa in casa come significato a portare un messaggio. Ma cosa porta? Porta ad esempio il metano, perché la Scoppiave me l'ha commissionato alcuni anni fa ed è come simbolo all'entrata della sede centrale di Pieve di Soligo, dove è esposta questa scultura. È il simbolo del postino, del vecchio postino con il mantello, all'inverno va di casa in casa e lo porta la posta, ma porta anche il metano. La natura ci insegna quotidianamente come noi dobbiamo comportarci. Se noi siamo persone che riflettiamo e non andiamo in cerca di disavventure, troviamo sempre la soluzione che ci avvicina di più alla natura, perché entriamo in un mondo che si possono trovare molti scogli e questi scogli fanno male non alla natura soltanto, ma anche a noi. Ecco perché io faccio sempre queste sculture al vento, contro vento, controcorrente anche. Controcorrente, ma contro le avversità della vita. Allora, lei ha parlato di natura, io so che lei ha un rapporto particolare con gli animali. Ci vuole mostrare qualcuno dei suoi stupendi animali? Andiamo a prendere Giovanni XXIII. Di stavolta noi sappiamo che c'è un gallo molto particolare, che è un gallo antropomorfizzato. Perché? Sì, perché è un gallo che è in via di estinzione e quindi tutte le cose che sono in via di estinzione io le curo. Ad esempio qua ci troviamo davanti a dei galli di razza morossetta orientale. Esatto. Ecco, questa è una morossetta scura, per esempio. Sì, questi qua ormai sono proprio in via di estinzione completamente. Io ne ho 10 esemplari, di bianche, di nere, però purtroppo non vengono curate, non vengono da altri enti. E quindi lei, di fronte al miracolo della natura, che cosa dice? Che noi dobbiamo imparare soltanto dalla natura. Non inventiamo niente.